Per la prima volta dal 2012, nel primo semestre di quest'anno, l'export in provincia di Treviso segna una contrazione pari a meno 1,5% rispetto allo stesso periodo del 2018. A pesare in maniera significativa l'incertezza degli investimenti dovuta soprattutto alle turbolenze geopolitiche. È un contesto internazionale difficile, abbiamo queste tensioni internazionali tra Stati Uniti e Cina, con l'Iran, l'uscita della Gran Bretagna, quindi della Brexit, i consumi interni dell'Europa stanno calando, l'incertezza anche del consumatore. Pesa il rallentamento delle vendite verso mercati europei come la Germania, ma anche extra UE come Cina, Turchia, Australia. Questa contrazione si traduce in 100 milioni di euro in meno rispetto ad un anno fa, metà di questi dovuti al calo nell'esportazione di macchinari. Noi eravamo una tra le province in Veneto, in Italia, esportatrici maggiori e invece purtroppo non ci sono più i numeri. L'anno scorso avevamo un 5% più, quest'anno siamo sotto. I nostri clienti tradizionali non investono, che non solo clienti italiani ma solo clienti esteri. Il secondo settore a perdere in valori assoluti l'elettrodomestico, a seguire l'abbigliamento. Quello delle bevande, in cui rientra un prodotto fiore all'occhiello del territorio, il Prosecco, presenta un andamento altalenante. Significativa la flessione delle esportazioni verso un importante mercato, quello del Regno Unito. Ad incidere poi ci sono la nascita e il potenziamento di altri mercati. Bisogna stare molto attenti perché questa confusione tra DOC, DOCG, tra consorzi e altro disperde energie, risorse. Invece è un prodotto che tutto il mondo ci sta copiando. Per uscire da questa situazione, spiega Mario Pozza, le aziende devono guardare ad altri mercati emergenti e in crescita come India, Giappone. Un'occasione per mettere in mostra le proprie eccellenze e trovare nuovi sbocchi sarà la Convention mondiale delle Camere di Commercio italiane all'estero, che si svolgerà tra Treviso, Padova e Venezia dal 26 al 29 ottobre. Ci saranno delle opportunità di B2B, quindi di incontri tra aziende che possono investire all'estero e imprenditori dell'estero che possono venire in Italia. In quell'occasione la Camera di Commercio di Treviso sarà allestita con pannelli che promuoveranno il territorio, come le colline del Prosecco, patrimonio UNESCO, e appuntamenti importanti come i mondiali di sci del 2021 e le Olimpiadi invernali del 2026.